Naturalmente non sono io che sto suonando, ma è un pianoforte che, lo vediamo, riesce anche a suonare da solo. I tasti, ecco, lo vedete, si muovono da soli. Quanto costa far suonare da solo questo bellissimo pianoforte? 35.000 euro. Per 35.000 euro questo ed altro qui dalla Fiera del Lusso di Vicenza. Ma a noi cosa preme sottolineare? Non soltanto tutto ciò che è il lusso, ma è il made in Italy, anzi il best in Italy nel mondo, apprezzato da moltissimi miliardari che sono giunti qui da ogni parte. Non sono i leggendari giardini di Babilonia, ma gli splendidi giardini all'italiana, quelli che stiamo vedendo. Quanto costa fare un giardino? Vediamo alcuni esempi qui. Può costare, diciamo, mediamente, come nel caso della fontana che abbiamo alla nostra destra, con la composizione così com'è, in opera finita, funzionante, sui 15.000 euro circa. La parte invece che abbiamo davanti a noi, che è impostata, diciamo, da aiuole a siepi, dagli 8-10.000 euro circa. Ma la vera novità del salone è stato il padiglione dell'agroalimentare di qualità e di eccellenza, più che di lusso, dove il Made in Italy ha registrato un boom di export nell'ultimo anno. Tutto ciò che fa della nostra gastronomia un punto leader, un fiore all'occhiello nel mondo, è presente qui nel padiglione dell'agroalimentare. Fra le tantissime curiosità, lo state vedendo, anche tantissimi tipi di sale, all'aceto, al limone, alla senape. Importante anche questa esposizione di sale qui alla Fiera del Lusso? Sì, assolutamente, perché sta rappresentando un po' la nuova tendenza che si muove ormai da qualche mese nel mondo dell'enogastronomia. Sono prodotti che innanzitutto rispettano l'essenza, quindi si tratta di prodotti con dei grandissimi contenuti organolettici, e poi si tratta di prodotti che stanno creando una nuova tendenza appunto nel mondo dell'enogastronomia. Ma quando si parla di agroalimentare di qualità e di eccellenza è più giusto proprio parlare di Made in Italy, non di lusso, proprio parliamo di un prodotto che ci viene riconosciuto da tutti. Gianluca Bisol. Parliamo sicuramente di tradizione innanzitutto. L'Italia ha offerto dal punto di vista gastronomico ed enologico una tradizione secolare, se non millenaria. Mettere insieme, con questa sinergia naturale che il territorio ci offre, due eccellenze attraverso la gastronomia e il vino, significa creare un momento avvolgente per il consumatore che ricerca la qualità in questo ambito. Non potevo non indossare questa meravigliosa spilla mais in brillanti e zaffiri per 7.000 euro. Naturalmente ognuno di noi ha 1.000.000 di euro da spendere. Dobbiamo soltanto scegliere se acquistare questo jeans tempestato di brillanti. Abbiamo sempre a disposizione il nostro 1.000.000 di euro che possiamo anche scegliere di piegare così, con un aereo privato. Buon viaggio!